proposito del canto a tenore, quindi per ripercorrere un po', per entrare anche dentro questo grande patrimonio, perché spesso raccontiamo del tenore, ma abbiamo appunto tante, come dire, cose importanti che possiamo sapere. Allora, per raccontarvi il mondo del canto a tenore stasera, che si alternerà su questo spazio, noi non abbiamo voluto palcoscenico, ma tutto si integrerà perfettamente, si incarna perfettamente nel tessuto urbano della città di Nuoro. Allora abbiamo chiesto di introdurre il tenore, di farci, come dire, anche aprire qualche opportunità di conoscenza migliore di questo patrimonio a un etnomusicologo che studia questo fenomeno e questi fenomeni del patrimonio della nostra isola. Lui è un ricercatore dell'università, quindi insegna etnomusicologia e ha come dire, pubblicato tanti lavori, molti anche sul canto a tenore, e stasera sarà lui ad introdurci le varie formazioni che appartengono ai diversi paesi che conosceremo e ci darà anche qualche utile chiave di lettura per capire meglio questo universo straordinario che è il canto a tenore. Tutto questo ci guiderà, ci porterà in questo mondo il professor Marco Luzzu. Marco, grazie mille, grazie infinite della tua presenza. Prego. Buonasera a tutti e tutte, grazie Ottavio. Io sono molto contento di essere qui stasera a questa festa importante per Nuoro, per i nuoresi, ma per tutta la Sardegna, per portare il mio contributo alla fruizione di questa serata di apertura dedicata appunto al canto a tenore. Ringrazio dunque l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore Crisponi e il direttore artistico Ottavio Nieddu per questo invito. Li ringrazio anche ancora di più per aver dato vita stasera a un programma musicale di assoluta eccellenza. Immagino non sia stato semplice scegliere quali invitare tra gli oltre 50 paesi nei quali oggi si canta a tenore. Ne restano da questa serata ovviamente fuori tanti, ma quelli scelti sono certamente alcuni tra i più rinomati e più rappresentativi di questa tradizione di canto. Così come eccellenti sono i gruppi, cioè i quartetti che sono stati scelti tra i diversi presenti in ognuno dei paesi o delle città, per rappresentare appunto le tradizioni musicali di Nuoro, di Bitti, Fonni, Oniferi, Orgosolo e Orune. Il cantatenore è una delle tante espressioni della musica tradizionale sarda, le altre o molte delle altre le sentiremo durante le prossime serate, poiché la Sardegna è di fatto una terra estremamente ricca di pratiche vocali e strumentali, di musiche da ballo e di musiche religiose, che ancora oggi sono vive e sono importanti per tantissimi, centinaia, direi migliaia di sardi e sarde di tutte le età. Tra queste il cantatenore ha avuto anche un riconoscimento importantissimo a livello internazionale, lo diceva già il sindaco, con l'iscrizione appunto nel 2008 nella lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'umanità dell'UNESCO. Ora, noi siamo abituati a pensare a un gruppo di cantatenore fondamentalmente come un piccolo coro. Ce lo figuriamo in questa maniera qua. In realtà non è del tutto corretto, perché i cori, normalmente il coro che possiamo sentire in un'opera lirica, o i cori, insomma, venire qui a Nuoro a parlare di cori è quasi imbarazzante, o i cori appunto di scuola nuorese, normalmente prevedono la presenza di più voci, cioè più cantori, che eseguono una stessa parte musicale, una stessa parte melodica. Cioè quando voi vedete appunto un coro in un'opera verdiana o un coro a San Nuoresa, vedete sul palco 20, 30, 40 cantori, in realtà loro non stanno cantando 20, 30, 40 melodie diverse nello stesso tempo, ma si dividono in gruppo, quindi c'è un gruppo di voci che canta una stessa linea melodica, un gruppo che ne canta un'altra e così via. Ecco, nel canto a tenore questa cosa che è normale in tutti gli altri cori non esiste, non è consentita, cioè non è consentito il raddoppio delle parti, il fatto che due persone, che due cantori possano eseguire contemporaneamente la stessa melodia. Questa cosa nel cantatenore non esiste. Le parti sono 4, come 4 sono i cantori. Noi studiosi appunto definiamo il cantatenore come una polifonia a 4 voci e 4 parti, cioè 4 voci che sono i 4 cantori che eseguono 4
parti musicali diverse. Queste parti hanno un nome, partendo dalla più grave sono su bassu, sa contra, sa oghe e sa mesaoghe. E questo fatto che non sia presente il raddoppio delle parti è una cosa estremamente significativa. Intanto, rappresenta il fatto che, ascoltando il canto a tenore, voi sentirete 4 cantori e avrete la possibilità di ascoltare 4 linee musicali differenti. Ma ancora più importante è il fatto che in questo modo ogni cantore è l'unico responsabile della parte musicale che sta eseguendo. Non puoi smettere di cantare perché c'è un altro basso o baritono assieme a te che esegue la stessa parte. Se tu smetti di cantare, quella parte scompare. Quindi sei l'unico responsabile di quella parte musicale. E in questo modo hai però anche più margini di interpretazione, di creazione estemporanea, di individualità. Non devi attenerti rigidamente a una parte perché se tu fai delle variazioni poi gli altri non ti seguono, ma ogni cantore è libero di interpretare in maniera personale il canto. E allora in questo senso un quartetto di cantatenore è più simile a un quartetto d'archi che a un coro, cioè a un gruppo di 4 solisti, e questo è il modo in cui a me piace pensarli, cioè è più simile a un quartetto d'archi che non a un coro tradizionale o a un'orchestra. Allora vi invito dunque a provare a ascoltare questo concerto di questa sera in questo modo qui, cioè concentrandovi o cercando di individuare, se qualcuno di voi ha le prime esperienze di ascolto di canto a tenore, quali sono le peculiarità di quelle singole voci. Quindi del saoghe, che è il solista, è colui che intona, sarà quello che inizierà in ogni gruppo a cantare, che proporrà il testo verbale, e poi delle altre 3 parti che invece eseguono l'accompagnamento intonando delle sillabe non sense, cioè delle sillabe, delle vocali che non hanno un significato ma che hanno appunto una funzione musicale. Allora vi propongo di provare ad ascoltare il cantatenore oggi in questa maniera, partendo dal primo gruppo, che sono i padroni di casa, cioè Susozziu tenore Nugoresu, che proporranno 2 isterisa de ziradas, un bassu dorrau e dei muttos. I gruppi si esibiranno qui sopra, io tornerò ogni tanto qui a raccontarvi qualcosa. Grazie per l'attenzione. De Nugoro forte sa sua gente, chi erdeva mattina, chi in onore salutamus in modo riverente. Devoras pro su redentore, chi sun begnos, e no che sun presente, recide su saludo, de su tenore. Attive scrivo questa cantone, cara Nugoro Vidda e cantatore, e terra natale teso tenore, chi s'ascolta antica se agrester boche se accompagnava paesanar festas a quin sorballos e quin cera darle e quin sorballos Arzesi e peteno
panzelezzi, e zio pe panzelezzi, mastro sorteso nugoreso, canta tenore, armonias chi furaban a saleno, prendar de las nostras tradiciones, cantadas hasta Masayo, pastores, cantadas hasta Masayo, Vituna die verru dei verru, vituna die verru male frita, vituna die verru male frita, vipentu verru canta procalada, e Maria dato tutto storada, girava chi saprò canta stretta, girava chi saprò cada estirita, va que cada paso, va que cada paso arrestada, esta esa bardete distrazulada, desea tu nanguita piaita, desea tu nanguita piaita, mentre andava acá y a reza, estava tan nota di resa broca, chi limpiancava tu amore che sacando trapucata terra sa broca, Marietta prendendo pesa, chi li cansa sobre tu sa roca, chi li cansa sobre tu sa roca, vituna di verru male fretta, vivento vibrocanda procalada, e Marietta tutto storada, girava chi saprò canta esterita, girava chi saprò canta esterita, buffande si sa un raspoveretta, va che attaccava passo da resara, mentre esa bardete distrazulada, desea tu nanguita piaita, desea tu nanguita piaita, mentre andava acá y a reza, estava tan nota di esa broca, limpiancava tu amore che sacando trapucata terra sa broca, Marietta cando trapucata terra sa broca. Mentre andava gai a reza, estava tan notande si e chi limbiancava cando trabucata terra sa broca, Marietta prangende tanto pesa, chi li canza sobre tu e chi sa monte gonare, biatuna sirena chi
chi cantano te die. In su monte gonare si non mi danno a tie, mi trunco carchi ven a me la so ir venare. Domenicando a misa e mi intendo a cua da esore saianna. Domenicando a misa nara la mamma tua, chi non si va a camanna a caso cante a Isa. Sorbo esiscanesor sunarande sopranos azzenter lamentosa. Sorbo esiscanesor recida affettuosa un'istrinta de mano da esornugore.